Eder. Mech. Pallister. Femminicidio a Samarate. Teresa Stabile uccisa a coltellate dall'ex marito nel cortile di casa. Fermato mentre tentava il suicidio. Samarate, 16 aprile 2025. Ancora una donna uccisa. Ancora un femminicidio. L'ennesimo in un'Italia dove la violenza di genere continua a consumarsi tra le mura domestiche, nei cortili di casa, nelle strade di quartieri residenziali. Stavolta è accaduto a Samarate, un tranquillo centro alle porte di Busto Arsizio, in provincia di Varese. Vittima, Teresa Stabile, 57 anni. A ucciderla, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, sarebbe stato il marito, Vincenzo Gerardi, suo coetaneo, da cui si stava separando. L'aggressione si è consumata intorno alle 18:45 in via San Giovanni Bosco, una via residenziale che nulla lasciava presagire di così drammatico. La donna era appena rientrata dal lavoro e si stava accingendo a scendere dalla sua auto quando è stata assalita con violenza brutale. L'uomo, presumibilmente appostato nei paraggi, le si è avventato contro non appena ha aperto lo sportello, colpendola con ripetute coltellate. Principalmente al torace e, secondo i primi rilievi, anche alla gola. La scena è stata vista da un passante che stava portando a spasso il cane, il quale ha immediatamente allertato i soccorsi. Quando il personale del 118 è giunto sul posto, Teresa Stabile era ancora viva, ma in condizioni gravissime. I fendenti avevano reciso organi vitali e causato un'emorragia massiccia. Trasportata d'urgenza all'ospedale di Legnano, è morta poco dopo il suo arrivo in pronto soccorso. Nel frattempo, l'aggressore aveva tentato la fuga. Si era allontanato a piedi, probabilmente in stato di forte agitazione, portando ancora con sé l'arma del delitto. È stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Busto Arsizio e del reparto operativo di Varese in via Torino, una traversa a pochi metri dal luogo del crimine. Lì, in un angolo buio, stava cercando di togliersi la vita utilizzando lo stesso coltello con cui aveva ucciso la moglie. I militari, intervenuti tempestivamente, sono riusciti a bloccarlo prima che potesse colpirsi, immobilizzandolo con il taser in dotazione. L'uomo è stato poi trasportato in ospedale per accertamenti. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, Teresa Stabile e Vincenzo Gerardi erano in fase di separazione. Un percorso evidentemente tormentato, costellato, pare, da tensioni e attriti. La donna viveva da sola nella villetta dove si è consumata la tragedia, mentre i due figli adulti della coppia si erano ormai distaccati dalla vita familiare quotidiana. Non è ancora chiaro se vi fossero state denunce pregresse per violenza domestica o atti persecutori, ma gli inquirenti stanno ricostruendo ogni dettaglio della relazione tra i due. Sul luogo del delitto, intorno alle 21, è giunto anche il pubblico ministero di turno, Ciro Caramore, della procura di Busto Arsizio, che ha supervisionato i rilievi della scientifica e le prime fasi dell'indagine. I carabinieri hanno recintato l'area e iniziato a sentire i testimoni, tra cui il passante che ha assistito all'aggressione. Il femminicidio di Teresa Stabile aggiunge un nuovo, drammatico tassello a un fenomeno che in Italia sembra inarrestabile. Quello della violenza che si consuma nel contesto familiare o affettivo, spesso quando la donna decide di troncare una relazione tossica. Ancora una volta, la separazione, o la volontà di intraprenderla, si è trasformata in un detonatore, innescando una furia cieca che si è abbattuta su una donna colpevole solo di voler riprendere in mano la propria vita. Nei prossimi giorni, la procura procederà all'interrogatorio di Vincenzo Gerardi, che al momento si trova piantonato in ospedale. Gli inquirenti stanno anche cercando l'arma del delitto, che l'uomo potrebbe aver ancora con sé o nascosto durante la fuga. Saranno disposti anche esami autoptici sul corpo della vittima e accertamenti psicologici sull'uomo. Mentre le indagini vanno avanti, resta l'immagine di un'ennesima tragedia annunciata, un'altra donna che non ha potuto salvarsi, un'altra storia di libertà negata. È una comunità, quella di Samarate,
sconvolta e ammutolita dal sangue versato nel cuore della propria quotidianità. Sebastiano aveva coltelli ovunque, un po' come Fantozzi aveva pane ovunque quando sua moglie lo tradiva col fornaio a Batantuono. Adesso si scopre che nella macchina di Liliana, abbandonata da tempo fuori dalla casa di Via Verrocchio, ci sono dei coltelli non presi dagli inquirenti. Io penso che erano coltelli vecchi, suoi. La macchina di Liliana è ancora ferma lì. Sebastiano cosa voleva farne? Rottamarla e invece vediamo di venderla piuttosto di rottamarla. E dopo io gli chiesi i documenti, tutto, ma è andato tutto in dimenticanza. E la macchina è rimasta là. E la moto anche, perché anche la moto, anche quella, era a nome di mia sorella. Lui non la poteva guidare da quando è stato ritrovato il corpo, perché bisognava fare il passaggio di proprietà, perché anche se una macchina, comunque l'eredità veniva divisa con Sergio, certo. Quindi non si capisce perché non ha voluto disbrigare questa pratica. O li avrà messi lui un giorno dimenticando. Ma lui comunque andava in giro con i coltelli, sì. Anche con quest'altra macchina, era piena la macchina di coltelli. Anche questa che sta guidando. Una cosa le dico, sì. La delusione però di credere di aver avuto degli amici con cui ha condiviso sicuramente, che poi sono scomparsi e addirittura i primi poi a puntargli il dito contro. Io mi riferisco a tutta una serie. Era una coppia che aveva comunque una condivisione sociale. Sebastiano è rimasto isolato. È rimasto qualche amico in Carnia, piuttosto che dei riferimenti. Beh, a Gorizia sicuramente dove ha anche vissuto, anche in Austria dove ha frequentato e continua a frequentare, insomma, come è noto alle cronache, non so per quanto di interesse. Saune e alberghi, non me la tiri fuori, ho detto che lo mollo, c'è più di esse, sono stato chiaro con lui, però è rimasto particolarmente solo e credo che questa sia la solitudine che l'ha portato contro il nostro parere, che non era un parere strategico ma personale, ad esporsi tantissimo. Lui ancora adesso vive nella sua nuvoletta e non sa sottrarsi alla, fra virgolette, la dico in maniera molto in bonis, persecuzione mediatica. Viene rincorso quotidianamente. Noi abbiamo detto ma indagate, no? Gli inquirenti hanno ascoltato Jasmine. La prima volta che mi chiamò, mi ricordo, mi disse come vi eravate conosciuti, cioè che lei a un certo punto, sentendo un rimorso di coscienza, ti aveva contattato chiedendo di poter parlare e tu ti eri quasi arrabbiato con lei. Ho sempre avuto molti contatti di persone che mi chiedevano o volevano aiutare, e però naturalmente non è semplice ascoltare tutti. Questa qua invece un paio di volte è stata più insistente e io a quel tempo chiesi all'avvocato Gentile dell'Associazione Penelope e mi disse beh vai a vedere se puoi, vedi cosa vuole. E sono andato proprio da lei e mi accompagnò anche mia cugina. E siamo andati assieme là e niente, una persona gentile, tranquilla e ci ha fatto accomodare dentro casa sua e lei ci ha raccontato... Ci ha raccontato anche altro che non possiamo dire. Se Sebastiano fosse l'omicida, sarebbe indegno alla successione di Liliana e quindi non percepirebbe assolutamente nulla. Cioè se il movente è economico, lui perderebbe questa fonte che gli avrebbe cambiato la vita. È un po' deboluccio come movente, non so come dire, almeno così, sulla base anche di quella che è la mia esperienza. Secondo la mia esperienza invece uno come Sebastiano, se provasse a uccidere la moglie, prova a farlo convinto di non essere scoperto e quindi convinto di non perdere l'eredità, che in alternativa perderebbe a prescindere, visto che lei se ne va di casa. La gelosia, allora introduciamo altri temi, dovrei dirle, forse è più geloso il ragazzino ventenne che scopre che la sua fidanzatina lo sta perdendo, ma in una coppia, mi consenta, felicemente consumata o che stava consumando la sua vita nel modo
leggero come l'avevano fatta, la vacanza di qua, la vacanza di là, la bicicletta, lo sport, quindi che aveva trovato comunque delle affinità elettive, no? Lasci stare Campanellini, Orsacchiotti, quella è stata un po' una costruzione della mediaticità. Sterpin ha il diritto di dire tutto quello che desidera. Secondo me avrebbe fatto bene a tenersi le sue cose custodite nel suo cuore, con la sua sofferenza, senza andare a sbandierare anche particolari che sinceramente non appartengono a un gentiluomo, se vogliamo dire così, visto che lo Sterpin è un uomo un po' all'antica. In casa, bigliettini, diari, qualcosa, ma li ha cercati? Perché mi fa stupore sentire, come ha detto un attimo fa alla collega, che ci sono ancora cassetti che non ha guardato. Non ho mai aperto i cassetti, ci sono ancora cassetti che io non ho aperto. Non so, me lo Se ci fosse dentro un biglietto in cui Liliana trova il coraggio di dire delle cose che la voce non le ha detto, lei non lo saprebbe. No. Io non ho mai guardato nei cassetti né dei miei figli, né della mia ex moglie, né di nessuno. Non mi sono mai permesso aprire un portafoglio, aprire una borsa, assolutamente. Io sono così, sono fatto così, cosa vuoi? Sì, dico, finché il figlio, la moglie, eccetera, ci sono, la privacy capisco rispettarla. Nel momento in cui ha questa atroce scoperta che sua moglie non c'è più, vuol dire cercare una spiegazione nelle cose di sua moglie mi sembrerebbe un fatto naturale. Per lei non è così. Cioè ci sono ancora cassetti che non ha aperto. Potremmo dare un bigliettino con cui... Aperti sì, però non sono andato a guardare dentro, assolutamente. La storia dei cordini? Scusa, me lo dica lei cos'è? No, me lo dica lei, la storia dei cordini. Allora, un giorno loro sono venuti a fare le perquisizioni, hanno guardato di qua e di là, una cosa e l'altra, non so se era dopo quel sequestro che è stato fatto, non mi ricordo. Vabbè, non può fare domande a lui. No. Io le chiedo com'è andata con i cordini. La verità. La verità? La verità. Sono stati trovati in cucina dove gli ho mandato le foto all'ispettore Barna, io gli ho mandato le foto dicendo guarda ho trovato questa cosa. Io sono cassetti di casa mia che ancora non ho aperto, perché per me i cassetti di Liliana erano sacri, non ho mai messo le mani nei cassetti. E un giorno che stavo parlando con la giornalista, lei mi fa, hai una penna? Ho aperto il cassetto sbagliato, perché le penne, tutte le elastici, tutte le cose si trovavano in un cassetto inferiore, ho aperto quello superiore e ho trovato questi cordini, queste matasse di corda, non so. E quei cassetti che la polizia aveva già controllato quando aveva fatto la perquisizione, li aveva aperti? Non ero presente quando hanno fatto ero seduto in soggiorno. Sì, ma li avevano aperti, i cordini non c'erano. Guardi. E magari la giornalista dice che non era lì con lei? Guardi, io le giuro su tutto quello che vuole. Io non ho alterato, ho messo questi cordini, ho trovati da qualche parte quella. Io li ho trovati lì. Se mi volete credere, va bene, altrimenti non so, fate voi. Liliana la mattina della scomparsa, abbastanza inspiegabilmente, lascia a casa la Fede. La mia deduzione è quella di una persona stanca, addolorata, confusa, incerta, di strade da percorrere o no. E quindi è simbolica. Ed è quello che mi ha fatto pensare fin dall'inizio, come dire, in una sorta di disperato gesto. Ho detto molte volte nei miei video che Bevilacqua e Sebastiano non avevano nessuna intenzione di opporsi all'archiviazione perché loro credevano nel suicidio e adesso abbiamo la conferma definitiva. Si è opposto contro la chiusura per suicidio. È arrivato un omicidio, allora il giudice dei noti ha riaperto tutto, ha rigettato l'archiviazione, ha riaperto il caso per omicidio contro i noti, non so contro chi, e in più ha richiesto 25 punti che devono essere spiegati. Il primo punto era quello proprio che richiedeva la risumazione della salma per fare un'altra autopsia. Adesso non va neanche questo, Però non va anche bene il suo l'omicidio. perito
Subito all'inizio ha parlato aveva detto che è stata picchiata per mano di terra. Assolutamente sì. Sì, la domenica siamo stati a Grado, perché sabato eravamo a San Lorenzo alla presentazione di un libro. Invece lunedì siamo andati in Slovenia a fare la sauna, perché siamo appassionati. Dopo finito quello siamo andati un momento a casa e siamo andati a cena da amici nostri. Io sono arrivato abbastanza in ritardo dopo quella riunione perché si è prolungata un po'. Arrivo a casa e Sebastiano era seduto in un angolo del divano, posso dire in uno stato d'animo che non ho mai visto così, perché di solito quando mi incontrava lui era molto allegro, guarda ti spiego dove sono andato con le bici, che foto ho fatto e così via. Invece era abbastanza, l'ho visto, posso dire, nervoso, ecco, però non ha espresso il suo stato d'animo verbalmente, e dopo 30 secondi si è tranquillizzato. A che cosa è dovuto questo stato d'animo non si sa. Al mio ritardo? Forse anche no. Non si sa perché Sebastiano era in questo stato, aveva questo stato d'animo. Ci sono varie ipotesi, anche l'ipotesi che loro hanno parlato, cioè che Sebastiano abbia discusso con Lilli. E Liliana invece com'era quella sera? Assolutamente normale. Liliana dice che per un attimo ha visto Lilli un po' pensierosa, ecco. Però neanche lei non è in grado di valutare il perché. C'è questa ipotesi che loro abbiano parlato della loro situazione. Okay. Si devono separare, no? Prima di arrivare, è un'ipotesi. Perché sono stati a Grado, sono stati in sauna, queste cose normali, insomma, cosa facciamo di Natale. Enzo ed Adriana sono usciti un minuto dopo, usciti Sebastiano e Lilli, erano fermi qua in piazza. E Enzo e Adriana, quando sono passati vicino a loro, dicono che sembrava che avessero una discussione un po'. Hanno attraversato la strada, sono andati. Dopo aver fatto il giro in bici, dopo sono rientrato. Ho messo la bici in macchina perché ero andato in macchina giù e ho detto, vado a casa e... Allora io sono tornato a casa che ti avevo detto, sono andato a pranzo a casa, ho preparato il pranzo e ho fatto il sugo. Ho mangiato ancora un po' di pasta perché lei di solito non mangia mai, perciò il sugo l'ho messo in frigo. Ho detto, faremo stasera. Sì, ho mangiato, sono andato lì verso mezzogiorno e dopodiché sono ritornato giù in bicicletta in città e dopo sono andato, mi pare, un saltino in città a fare un giretto ancora e dopo ho messo la bici in macchina e poi sono andato a casa verso le 4. Così, forse 3:30, 4, non so. Gli orari ormai non capisco più niente. Diciamo che io ho salutato mia moglie la mattina, avevo di fare queste mie consegne e sono andato via, presumo verso le 8 meno un quarto così, e ho fatto i miei giri di consegne, praticamente ho finito i giri, cioè spiegargli adesso do i giri. No, dico velocemente. Dopodiché sono rientrato nel mio studio e lì ho sistemato i coltelli, dopodiché lì ho una bicicletta, sono andato a provare questa GoPro che avevo appena acquistato. Quindi lei arriva a casa in bicicletta, mangia e poi con la bici va via Donadoni? Sì, va via Donadoni e poi ritorno a casa. Adesso a che ora sono arrivato a casa. E quindi via Donadoni lei aveva lasciato la macchina lì? Sì, avevo lasciato la macchina. Sebastiano è più desaparecido o latitante? Latitante è colui che tecnicamente si sottrae ad un mandato, come dicevano una volta, o ad un ordine. Assolutamente no. È scappato da che cosa? Sì, è scappato dai giornalisti, mi creda. Questo sì. Adesso finiamo quello che dobbiamo finire e si beccherà un cazziatone dai suoi avvocati che lei non ha la più pallida idea. Ma certo che sta a Trieste, vive a Trieste, a meno che non si sia fidanzato altrove. Ma le belle signorine sono così in presenza, quantomeno per alleggerire con la tensione. Un post di un'amica ha detto: Sebastiano Visintin è l'Hannibal Lecter di se stesso. Mettetegli la museruola al film, visto il film? Sì, mettetegli la museruola, è difficile. Lei che rapporto aveva col fratello di Liliana? Diciamo, per rispetto di Liliana,
ho dovuto far finta di un senso di amicizia. In realtà eravamo molto in conflitto. Perché? Ma caratteri diversi. Già quando c'era ancora la mamma, più di una volta la mamma mi ha detto guarda lascia perdere, no? Questo, diciamo che non era per me una persona così, era il fratello di mia moglie, basta. Ma ormai cosa vuoi che dica? Non mi è mai andato. Io ho detto, come dissi a Liliana, per il quieto vivere ho accettato che lei stava con lui e ho cercato di non litigare. Ultimamente sembrava che andassimo più d'accordo, forse perché involontariamente io non gli davo più bada e dicevo fai e penso. Che anche lui possa chiarire queste sue contraddizioni. Che giustifichi appunto se, come dice, che lui non c'entra, ha la possibilità appunto di giustificare. E io auspico che questa procura nuova si è visto come è partita, mi sembra con il piede sull'acceleratore molto bene, perché in una settimana dopo l'intervista dell'avvocato Bevilacqua, poi lui è stato indagato, hanno fatto la perquisizione, poi appunto hanno sentito anche l'albergatrice che era dall'Etrano mai sentita. Perciò io noi comunque ci rendiamo disponibili, che noi rispetteremo il silenzio da domani in poi, perché è giusto che gli inquirenti lavorino in tranquillità. Stefano Argentino era lucido, non ha nulla di psichiatrico. La replica dell'avvocata di Cetty Zaccaria alla richiesta di perizia sul presunto femminicidio di Sara Campanella. Stefano Argentino era perfettamente lucido, non presenta alcun disturbo psichiatrico. Non usa mezzi termini l'avvocata Concetta Latorre, legale di Cetty Zaccaria, madre di Sara Campanella. La studentessa siciliana uccisa a coltellate lo scorso 31 marzo a Messina. Una replica netta, durissima, alla richiesta presentata dalla difesa del giovane accusato del delitto, richiesta di una perizia psichiatrica, che mira a valutare la capacità di intendere e volere dell'indagato al momento dell'omicidio. La richiesta, anticipata nei giorni scorsi da fanpage.it, ha scatenato l'indignazione della famiglia della vittima. Era una mossa prevedibile, afferma Latorre in un'intervista all'Adnkronos, una strategia difensiva classica, quasi scontata, nei casi di femminicidio. Soprattutto quando l'autore ha già confessato. In questi contesti, si ricorre spesso alla perizia psichiatrica nel tentativo di ottenere un'attenuazione della pena, come se potesse rappresentare una sorta di panacea. La soluzione per ridurre la gravità di gesti che sono invece del tutto consapevoli e volontari. L'avvocata insiste sul fatto che, nel caso di Stefano Argentino, nulla lascia presagire una condizione di squilibrio mentale. Ha dichiarato di non sapersi spiegare le ragioni del suo gesto, ma questo non è un sintomo clinico. È una frase che spesso viene pronunciata da chi non vuole confrontarsi con la responsabilità piena di ciò che ha fatto. Non ha mai manifestato comportamenti riconducibili a uno stato psichiatrico alterato, nessuna diagnosi pregressa, nessun segnale che lasciasse intuire una mente compromessa. Anzi, secondo la legale, il profilo dell'imputato è quello di un giovane che ha pianificato e perseguito. Era uno studente universitario perfettamente inserito nel suo percorso accademico, eppure ha messo in atto una vera e propria persecuzione nei confronti di Sara, con pedinamenti continui, un'oppressione psicologica e fisica crescente. Quando lei ha ribadito, per l'ennesima volta, il suo rifiuto, lui non ha retto e ha deciso di distruggere quella vita che non riusciva a controllare. Un delirio di possesso, alimentato dalla convinzione di avere diritto a qualcosa che non gli spettava. Ma tutto questo, sottolinea, non è malattia, è incapacità di accettare un no, di tollerare la libertà e l'autodeterminazione di una giovane donna. Per Latorre, non ci sono dubbi, il quadro indiziario è già ampiamente definito e non lascia spazio a ipotesi attenuanti. È tutto chiaro, sia sotto il profilo della capacità di intendere e volere, sia per quanto riguarda i motivi, abietti e futili, alla base dell'omicidio.
Si tratta di un delitto scaturito da frustrazione e volontà di dominio. Non ci sono sindromi da diagnosticare, né squilibri da trattare. L'avvocata evidenzia anche alcuni comportamenti successivi al crimine che, secondo lei, dimostrano piena lucidità e premeditazione. Argentino ha deliberatamente occultato l'arma del delitto, il coltello con cui ha colpito Sara a morte non è stato ancora ritrovato. Ha fatto sparire anche il giubbotto che indossava al momento dell'aggressione, probabilmente impregnato di sangue. Queste non sono azioni istintive o frutto di confusione mentale. Sono scelte razionali, tese a cancellare le prove e depistare le indagini, il che rende ancora più evidente la lucidità con cui ha agito, anche dopo il fatto. Sul fronte processuale, la Torre si dice serena. Non abbiamo paura. Siamo fiduciosi che la giustizia farà il suo corso e che arriverà una condanna equa. Non esiste una scappatoia legale per chi ha tolto la vita a una ragazza di 22 anni in questo modo. Sara meritava rispetto, non violenza, e ora merita verità e giustizia. Un messaggio chiaro, che vuole essere anche un monito. L'uso strumentale delle perizie psichiatriche nei casi di femminicidio rischia di diventare un'abitudine pericolosa, che confonde la malattia mentale con l'incapacità di accettare la libertà altrui, e che, soprattutto, può trasformare in attenuanti quelle che sono invece responsabilità gravi e consapevoli. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.